Buongiorno a tutti, è con tanto piacere che oggi do il benvenuto agli studenti degli indirizzi musicali dell'Istituto Comprensivo 1 di Arzignano e l'Istituto Fabiani di Barbarano Mossano, che sono qui con i loro dirigenti, il dottor Trifoglio, la dottoressa Ranaudo, con alcuni docenti. Ringrazio poi anche la FIDAS di Vicenza, FIDAS provinciale, nella persona del suo presidente Mariano Morbin e alcuni volontari presenti, e poi le amministrazioni comunali nelle persone degli assessori all'istruzione Mario Zuffellato di Arzignano e Giacomo Mecenero di Barbarano Mossano. Siamo qui oggi per presentare un progetto davvero speciale, un progetto speciale perché parla di vita, parla di speranza e riguarda tutti noi, ed è la donazione del sangue, ma di questo appunto poi vi parlerà il presidente della FIDAS di Vicenza. I ragazzi appunto hanno lavorato su questo bellissimo progetto grazie all'iniziativa della FIDAS e grazie naturalmente alle loro scuole. È un progetto che unisce scuole, che unisce musica e solidarietà, e noi sappiamo benissimo quanto la formazione, quindi la scuola, l'impegno sociale, quindi la solidarietà, l'arte e la cultura siano i pilastri della nostra società. Ma questo progetto è davvero speciale perché i ragazzi è iniziato come un progetto sicuramente di sensibilizzazione da parte della FIDAS nelle scuole, ma i ragazzi con la loro creatività hanno realizzato un brano musicale che è diventato l'inno nazionale della FIDAS, si sono fatti loro stessi portatori e promotori quindi di un messaggio di speranza, naturalmente, un messaggio che parla del dono, dell'importanza di costruire ogni giorno appunto una cultura del dono. Donare sangue è un gesto semplice, silenzioso, ma fondamentale. Donare sangue significa appunto salvare delle vite, quindi un gesto di responsabilità, di senso civico e di amore. Io non voglio però rubare altro tempo perché lascio la parola ai protagonisti e ci tengo solo davvero prima di tutto anche a ringraziare, scusate, i ragazzi delle classi degli indirizzi musicali di entrambi gli istituti che oggi non sono qui, non potevamo averli qui tutti, ma li saluto e nella speranza di averli qui in altre occasioni. E ringrazio naturalmente i ragazzi per questo dono, testimonianza che ci donano con il brano che hanno realizzato e che davvero racchiude tutta l'essenza della bellezza del donare, e ringrazio naturalmente le scuole, i docenti, i dirigenti scolastici che hanno guidato questo percorso, la FIDAS di Vicenza. Questo appunto è un esempio di come quando si lavora insieme, come le alleanze portano davvero a dei grandi risultati e ci aiutano davvero a costruire, in questo caso come ho detto, la cultura della generosità, dell'attenzione e della cura verso il prossimo, e migliorano e ci aiutano davvero a migliorare la nostra società. Io quindi vi ringrazio e passo la parola al presidente della FIDAS di Vicenza, Mariano Morbin. Allora, innanzitutto buongiorno, ringrazio tantissimo innanzitutto Alessia, perché Alessia ci ha dato voce e visibilità a questo progetto che riteniamo fantastico. Grazie ai dirigenti scolastici, agli insegnanti, Patrizia, Fabio e Giulio, che loro sono gli ideatori di questo inno, e quindi veramente assieme ai ragazzi e agli altri professori vi ringraziamo tantissimo. È stato concretizzato un progetto che da 20 anni FIDAS Vicenza porta nelle scuole insieme a Luisa Segato, che è anche consigliere nazionale nostra, che segue il progetto. Entrare nelle scuole non è semplice, perché il tema della donazione di sangue è sempre qualcosa di un po' particolare. Però unire la musica e unire la donazione di sangue e arrivare a questo progetto credo sia tutto più semplice, più facile. Quindi la nostra visibilità che abbiamo oggi, grazie, ripeto, ad Alessia, è proprio quello di arrivare al cuore delle persone, in particolare a quelli che sono in età che possono donare, 18-60 anni, minimo 50 kg. Sono i parametri base per poter donare. Quindi mi raccomando, siamo arrivati al cuore con questa canzone, adesso arriviamo al cuore e al fisico degli ammalati. Grazie a tutti.
Buongiorno a tutti. Ringrazio innanzitutto la consigliera Bevilacqua per averci offerto questa opportunità, questo spazio di condivisione di un successo giunto ai nostri ragazzi per l'impegno, la dedizione e la passione nel realizzare appunto un brano inedito che fosse portavoce di valori sani, autentici. E dicevo, condividiamo un percorso di crescita educativo, ma soprattutto umano, che ci ha visto lavorare fianco a fianco tra istituti comprensivi, con le famiglie, con le istituzioni del territorio, con Fidas Vicenza. Ormai da diversi anni portiamo avanti appunto un percorso educativo che si fonda sui valori autentici, dove la musica diventa lo strumento di inclusione e che raggiunge facilmente tutti i cuori e tutte le anime e poi appunto attraverso il dono, il valore del dono, che è uno dei valori più alti che noi possiamo appunto consegnare alle giovani generazioni, riusciamo a veicolare un messaggio di solidarietà, di generosità e i ragazzi attraverso questo percorso hanno imparato sicuramente che uniti si riescono a raggiungere grandi risultati, che il bene degli altri risiede nella generosità di tutti e che sicuramente una comunità è migliore quando riesce a creare delle alleanze, delle reti, delle sinergie. Quindi noi ringraziamo per questa opportunità, che Fidas ci offre per questi momenti di riflessione. E abbiamo condiviso questo percorso appunto anche con l'Istituto Comprensivo 1 di Arzignano e abbiamo qui anche il riconoscimento dei nostri ragazzi che sono stati i veri protagonisti e sono loro che ci hanno donato momenti autentici, ci hanno emozionato e hanno insegnato tanto a noi con veramente un brano stupendo che ci emoziona ogni volta. Abbiamo ricevuto una standing ovation a Pordenone, ma non sono stati da meno al Teatro Comunale di Vicenza. Quindi grazie, questo è un premio, un successo sicuramente meritato. Buongiorno a tutti, sono il dirigente scolastico di Arzignano 1, anche io mi unisco ai ringraziamenti della mia collega, soprattutto al consigliere regionale Alessia Bevilacqua per averci dato voce e per aver portato quello che noi definiamo adesso un modello, no, di struttura e di progettualità condivisa tra due territori che sono anche sostanzialmente distanti fra di loro. Mi associo a quello che diceva il presidente di Fidas Vicenza. La collaborazione è nata in maniera anche fortuita, casuale, però si è saldata sempre di più nel corso del tempo. Per noi Fidas non è rappresentato in questo periodo solamente uno sponsor o una locandina di facciata per poter portare avanti una progettualità, ma in realtà è stato un qualcosa di più, perché il nostro curriculum di cittadinanza attiva si è arricchito anche dalla cultura del dono, per cui i nostri istituti diventano anche promotori del dono a 360 gradi. In questo caso parliamo di donazione di sangue, però è anche giusto pensare ai futuri cittadini del domani e quindi iniziare a fare con loro un discorso, un percorso di sensibilizzazione verso quello che è il sociale e verso quello che è la solidarietà verso gli altri. Venendo qui in treno, ho fatto il viaggio con la consigliera Bevilacqua, la quale mi diceva che fa parte anche della commissione infrastrutture. Si pensa sempre, no, alle infrastrutture legate a trasporti, a infrastrutture legate alle strade, però c'è un'altra infrastruttura che è importante, che è intangibile, e che è quella del sociale. È un'infrastruttura che si muove silente, che non ha voce molte volte. Voi la state dando la voce e di questo vi siamo grati. E questa infrastruttura va coltivata utilizzando qualsiasi mezzo. Noi abbiamo utilizzato la musica ha raggiunto i cuori di tutta Italia, devo dire, perché Pordenone aveva presenti lì consiglieri provenienti da tutta Italia, e quindi quale migliore occasione per poter
veicolare un messaggio che è diventato parte integrante di un curriculum d'istituto. Dicevo e ribadisco e dico sempre più volte, quando la competenza dei ragazzi si spende per un valore alto, in questo caso il valore del dono, non diventa più competenza ma diventa cittadinanza attiva, e questo è quello che voglio dire, e questo è, come dire, il messaggio che lancio anche a livello regionale, dove secondo me la regione deve iniziare a pensare anche a un tavolo, lo suggerisco, in cui le scuole possono fare un'esperienza con gli enti del terzo settore che agiscono sul livello sociale, in maniera tale che dei messaggi così forti e potenti possono essere veicolati e diventano anche parte integrante della formazione dei nostri ragazzi. Buongiorno a tutti, sono Mario Zuffellato, di Arzignano. Porto i saluti del sindaco Riccardo Masiero e dell'amministrazione comunale di Arzignano e dell'intera comunità in questa sede così prestigiosa della Regione Veneto. Oggi siamo qui per dare un'emozione profonda. Quando i ragazzi dell'Istituto Comprensivo Zaneglia di Arzignano e dell'Istituto Comprensivo Ramiro Fabiani di Barbarano Mossano hanno unito i loro talenti, è accaduto qualcosa di magico. È nato Gocci di Vita, il nuovo inno nazionale della FIDAS. Vedere la nostra provincia salire sul gradino più alto del podio nel concorso nazionale a scuola di dono ci riempie il cuore di una gioia immensa. Questo miracolo di note e solidarietà non sarebbe stato possibile senza una guida illuminata. Per questo voglio rivolgere un ringraziamento profondo e sincero ai due dirigenti scolastici che hanno creduto fin da subito in questo percorso. Al professor Vittorio Trifoglio, dirigente dell'Istituto Comprensivo 1 di Arzignano, alla dottoressa Marietta Ranaudo, dirigente dell'Istituto Comprensivo di Barbarano Mossano. Grazie a voi e a tutto il vostro corpo docente. Grazie per aver aperto le porte alle vostre scuole ai valori sociali. Grazie per aver guardato oltre i programmi didattici ordinari, accompagnando i ragazzi in un percorso di crescita umana straordinario. Avete dimostrato ancora una volta che la scuola non solo trasmette nozioni, ma coltiva i cittadini del domani. C'è un valore speciale in questo progetto, la sinergia. Abbiamo visto l'Ovest vicentino di Arzignano stringere la mano ai colli iberici di Barbarano Mossano, due territori diversi, ciascuno con la propria identità, la propria storia e le proprie meravigliose peculiarità. Eppure queste differenze si sono fuse in un'armonia perfetta. I nostri due istituti hanno saputo fare rete, superando i confini geografici e per unire forze intorno ad un'unica causa. È la dimostrazione che quando il nostro territorio collabora non ha limiti e sa parlare ai giovani di tutta Italia. Troppo spesso i ragazzi e le ragazze ci offrono una lezione di immensa vita. Ci dimostrano che le nuove generazioni hanno un cuore grande, pulsante e attento al sociale. Hanno saputo tradurre il concetto del dono in una poesia musicale che ora appartiene a tutto il Paese. Come assessore e prima ancora come cittadino di questa terra, provo una gratitudine immensa. Grazie a FIDAS Vicenza per questa opportunità. Grazie ai dirigenti per la loro visione e grazie ai nostri splendidi ragazzi che ci avete deliziato. Ci avete ricordato che ogni piccola goccia di generosità può davvero cambiare il mondo. Grazie a tutti e grazie alla consigliera Alessia per l'invito. Grazie gentilmente. Buongiorno a tutti, mi presento, sono Giacomo Mecenero, assessore alle politiche sociali del Comune di Barbarano Mossano. Anche da parte mia va un ringraziamento alla consigliera regionale Bevilacqua per il gradito invito,
alle associazioni Fides, agli istituti comprensivi, ai professori che hanno seguito il progetto e soprattutto anche ai ragazzi che insomma sono la parte veramente distintiva del lavoro che è stato fatto e è veramente il valore aggiunto visto anche dopo la realizzazione dell'inno nazionale della Fides. Vedere le associazioni del territorio, a Barbarano addirittura ne abbiamo 2 di gruppi Fides, Barbarano e Mossano, impegnate con l'Istituto Comprensivo del Territorio nella realizzazione di un progetto di così alto valore sociale è secondo me un elemento d'orgoglio sia per noi istituzioni e amministrazioni comunali sia anche per il messaggio che questo connubio porta con sé. La promozione del dono è una promozione di un'attività spesso anonima, silente, che però fa la differenza per i bisognosi di trasfusioni, per chi ha delle malattie legate al sangue, e quindi è veramente un gesto di solidarietà, di altruismo che è giusto e opportuno che venga veicolato anche specialmente nelle nuove generazioni. Concludo dicendo che con un auspicio, che con le note di questo inno si riesca a parlare ai giovani e alle nuove generazioni affinché anche loro riescano e si introducano nel dono del sangue e nella promozione di questi valori. One, two, three, four. Ogni goccia è un battito, dono, speranza che vola. Non servono mantelli o poteri speciali, basta un po' di coraggio nel cuore. La vita che condividiamo scorre nelle vene come un fiume d'amore. Da tutta l'Italia ci uniamo, senza chiedere niente doniamo. Alza la testa, guarda lontano, tendi la mano, che non sei mai solo. Doniamo vita, doniamo amore, goccia dopo goccia batte forte il cuore. Fides è la nostra casa dove l'altruismo non si arrende mai. Doniamo vita, doniamo futuro, insieme costruiamo un mondo più sicuro. Fides è la nostra casa ovunque andiamo, perché donando noi viviamo. Giovani cuori che battono forte, a chi ha bisogno apriamo le porte. In ogni città e in ogni quartiere torniamo sempre, ancora ed ancora. Le mani si intrecciano, nulla ci può più fermare. Scrivendo insieme la storia del mondo, senza chiedere niente doniamo. Alza la testa, guarda lontano, tendi la mano, che non sei mai solo. Doniamo vita, doniamo amore, goccia dopo goccia batte forte il cuore. Fides è la nostra casa, l'altruismo non si arrende mai. Doniamo vita, doniamo futuro, insieme costruiamo un mondo più sicuro. Fides è la nostra casa ovunque andiamo, perché donando noi viviamo.
Cosa dire, ragazzi, bravissimi, ci avete regalato veramente un'emozione grande, so che siete emozionati oggi e abbiamo condiviso appunto la vostra emozione, quindi grazie di cuore, grazie naturalmente ai professori, salutiamo anche il professor Giulio Filotto che oggi non è potuto essere qui. Grazie di questi progetti, io rinnovo naturalmente i miei ringraziamenti alle scuole, alla FIDAS di Vicenza, Mariana Morbin, alle amministrazioni comunali e anche naturalmente a tutte le famiglie che vi hanno accompagnato e vi accompagnano in questo percorso. Ci tengo solo a dire, a sottolineare l'importanza naturalmente anche degli indirizzi musicali nelle nostre scuole. Sono davvero un patrimonio prezioso, perché per i ragazzi naturalmente possono coltivare la musica, suonare uno strumento musicale, ma sono sicuramente dei percorsi di crescita, di studio e qualcosa davvero da fare insieme. Ecco, oggi davvero con la vostra testimonianza qui in Regione ci avete davvero fatto un grande dono e sicuramente avrete sensibilizzato tante persone, speriamo, nella donazione del sangue. Grazie.